Grazie mille all'Ordine degli Ingegneri per questo evento, per l'organizzazione di questo evento e saluto tutte le autorità che sono presenti e ovviamente tutti i colleghi. Abbiamo preparato una presentazione che ora vi proietto per illustrarvi quello che è il nostro piano operativo triennale nell'ottica degli interventi, diciamo, di accessibilità e di sviluppi anche innovativi. Allora, molto già è stato detto un po' sulle caratteristiche del nostro porto. Direi che potremmo fare una introduzione quindi molto rapida rispetto al fatto che siamo un sistema portuale e quindi abbiamo competenze sui porti sia di Venezia sia di Chioggia e che gestiamo come autorità e siamo l'unica che combina tutti i modi di trasporto, il marittimo, il ferroviario, lo stradale e il fluviale. Le superfici sono molto ampie, vanno dai 7.000 ettari di Venezia e poi 504 ettari di Chioggia. Abbiamo una circoscrizione demaniale marittima che è la più grande d'Italia con 5.300 ettari, sui quali gestiamo tutte le concessioni portuali e 434 ettari su Chioggia che si sono appunto annessi con l'implementazione del sistema portuale. Abbiamo una serie di terminal che lavorano sia in conto terzi sia in conto proprio, in particolare sono 19 su Venezia, 4 su Chioggia e abbiamo un terminal passeggeri. Abbiamo inoltre passerei insomma al tema delle connessioni, quindi un tema di rete ferroviaria, circa 65 km di rete ferroviaria, lo sottolineo perché è uno degli elementi su cui vogliamo investire e il nostro piano operativo presenta già una serie di interventi su tale ambito. Abbiamo 147 accosti e a Venezia 32 a Chioggia, in particolare con ulteriori espansioni grazie anche ad alcuni interventi non solo delle autorità ma anche del commissario per le crociere. E abbiamo, diciamo, direi una lunghezza di banchine merci di 16 km e 3 km su Chioggia, quindi comunque una buona offerta. Il tema cruciale che è stato anche già menzionato è il tema dei fondali che sono in questo momento a Venezia tra i 10 e i 12 metri, a Chioggia tra i 7 metri e come sappiamo in questo momento nel mercato internazionale le navi richiedono profondità e quindi fondali anche maggiori. Questo ci ha portato quindi a definire anche a riflettere sulla strategia che volevamo attuare e a dar vita a quelle che sono poi le progettualità che vi presenterò. Ehm, Molto rapidamente il tema di quanto è il traffico gestito. Il traffico è di circa 24 milioni, è stato consuntivo 2021 di circa 24 milioni e 2 di tonnellate, suddiviso tra merci varie incolli, rinfuse solide che rappresentano e rinfuse liquide che rappresentano il core business fondamentalmente. Abbiamo anche un traffico RoRo di 1,7 milioni di tonnellate che vediamo in crescita. Chiaramente il traffico passeggeri per sia i temi Covid negli anni precedenti che hanno avuto una ricaduta anche nel 2021, sia per quanto riguarda il tema crociere, ha avuto un blocco. Il porto di Chioggia gestisce con le varie categorie merceologiche, anche in questo caso merci varie e rinfuse, è in incremento. Ci sono anche a Chioggia delle iniziative come poi avete visto da quest'anno anche sulle crociere. Infatti la distribuzione del traffico nel 2022, diciamo non completo, ma ad agosto, vede un avanzamento di circa 16 milioni e 8 di tonnellate con una distribuzione sempre focalizzata su merci varie e rinfuse in entrambi i porti e diciamo un incremento sulla parte passeggeri visto ovviamente i fiscali che c'erano stati nei
precedenti. Le principali dinamiche del settore che ci hanno portato poi a sia riviste dal 2021 e poi anche attualizzate sul 2022, che ci hanno portato nel 2021 a fare delle scelte sul piano operativo e ora nel 2022 anche a rivedere nell'aggiornamento del piano operativo che faremo triennale che faremo a fine anno, sono state fondamentalmente quelle che vedevano un 2021 caratterizzato da boom di noli, da aumento delle materie prime, ovviamente da lockdown e da code di lockdown e da un accorciamento della supply chain e strategie, diciamo, di just in time che passavano dal just in time al just in case perché delle catene molto più corte, subordinate al mercato, alle richieste di mercato. Quali sono queste macro di questi veramente una non necessità, una minore necessità di container vuoti, un equilibrio maggiore nel segmento dei container tra import ed export, un segmento del siderurgico che invece è cresciuto, la parte chimica stazionaria e l'agroalimentare che ha visto invece un calo dei consumi collegati ovviamente al mercato di destinazione, quindi della ristorazione e del turismo, e l'energetico una crescita del consumo di energia elettrica e una dipendenza dalla produzione di energia e dal gas. Nel 2022 il contesto internazionale è ulteriormente cambiato con il conflitto Russia-Ucraina che sta influenzando, diciamo, direi, diciamo, non solo Italia e Europa, ma ovviamente tutto il mondo, con effetti per effetto di sanzioni, di incrementi di prezzi di materie prime e quindi incrementi inflazionistici. Qua vengono riportati quelli del più 6%, ieri aggiornati al 13% in Italia. Le interruzioni delle catene di approvvigionamento per effetto di distruzione di infrastrutture piuttosto che difficoltà di mantenimento di alcune rotte terrestri, restrizione di collegamenti su collegamenti aerei e cancellazione anche di alcune rotte marittime dell'Ucraina. Qual è stato l'effetto sui settori che abbiamo al momento registrato? Un effetto sul petrolio stabile a sopra i $100 al barile, minore disponibilità di idrocarburi sul mercato dell'export russo a causa ovviamente delle sanzioni, un gas con incrementi ovviamente di prezzo come tutti stiamo facendo esperienza e una contrazione sempre dell'offerta di metalli poiché la Russia è il terzo produttore mondiale. E inoltre una contrazione anche del traffico agroalimentare con la Russia su cui l'Europa ha anche stabilito una cabina di regia per l'organizzazione e il recupero dei raccolti che ci sono stati nell'annualità e per gestire i prossimi mesi. Quali sono le tematiche principali a livello di settori del porto e quindi diciamo quali sono le azioni. Il nostro porto è multipurpose. I traffici, le percentuali di traffici per filiera vedono una prevalenza dell'oil e della containeristica con un 28%, un 21% sul 2021 e poi la componente con un 20% della siderurgia. Ci sono poi aspetti che nelle filiere con percentuali non molto ampie ma comunque da tenere in considerazione come per esempio quella dei RoRo. Tutto questo settore è un settore che impiega circa 1580 aziende direttamente nel sistema portuale e più di 21.000 addetti diretti con un valore diretto di 6,6 miliardi. La situazione del 2022 sempre con le statistiche da gennaio ad agosto 2022 resta orientativamente stabile sulle filiere, vediamo un po' un 26% sull'oil e un 22%, quindi si scambiano un po' insomma le percentuali questi settori e aumenta un po' il traffico RoRo. Data questo excursus, quali sono le principali strategie del nostro POT? Un tema che abbiamo voluto sottolineare e quindi su cui puntare è lo sviluppo di una nuova accessibilità terrestre che sia green, infatti vedremo molti progetti sul ferroviario e una nuova funzione intermodale al vincolo infrastrutturale dei fondali di cui detto prima.
e un adeguamento però anche dell'accessibilità marittima che va migliorata con interventi di dragaggio, con interventi di marginamento e con ulteriori anche interventi su terminal. Un percorso di digitalizzazione sia interno sia esterno a favore della comunità portuale e ovviamente dei soggetti che interagiscono con il porto, un driver che sarà quello dello sviluppo delle zone logistiche semplificate e quello dell'hub energetico, il porto come hub energetico. Iniziamo con il tema dell'accessibilità. L'accessibilità terrestre è stata suddivisa in realtà con progettualità organizzate nel breve, nel medio e nel lungo periodo per cercare di dare anche un segnale concreto del completamento di alcuni percorsi da parte dell'autorità. Nel breve periodo abbiamo quindi identificato come breve periodo 2022-2024 5 interventi prioritari, quello della realizzazione di binari di stazione a modulo europeo 750 nella stazione di Venezia Marghera Scalo, la realizzazione del nuovo ponte ferroviario che vedete diciamo segnalato in verde e che ha come avanzamento ha una conferenza di servizi in corso, in realtà si è completata proprio ieri e una appunto progettazione definitiva completata. Un'accessibilità del porto commerciale con soluzioni che sono gli interventi specifici in coordinamento con il Comune di Venezia, che sono in fase di progetto di fattibilità tecnico-economica, e poi un raddoppio del binario, qui nel punto 4 che potete vedere, un raddoppio e rettifica del binario ferroviario per l'adeguamento e l'adeguamento dell'infrastruttura stradale, in modo tale da iniziare ad intervenire per un efficientamento su questo tipo di modalità. Abbiamo una progettazione esecutiva in corso e poi degli interventi sul nodo di Malcontenta per la risoluzione di alcune interferenze ferroviarie. È un progetto finanziato PNRR in cui è attivo ed è in corso il progetto di fattibilità tecnico-economica. Interventi 2000 di medio periodo 2024-2026, ci sono altri 4 interventi che vedono l'adeguamento di Parco Brera a stazione ferroviaria con l'incremento del numero di binari in modo tale da aumentare la nostra capacità produttiva dal punto di vista ferroviario. La realizzazione di 2 cavalca ferrovia che vediamo al numero 7 nella piantina per diminuire sempre di più le interferenze strada-ferro perché la ferrovia portuale è molto integrata con tutto l'ecosistema che la circonda e quindi bisogna fare degli interventi mirati anche a preservare la sicurezza. E poi altri 2 interventi, uno collegato, il numero 8, per un nuovo tracciato ferroviario preliminare che permetterà di collegare la zona che sarà dedicata alla nuova piattaforma intermodale che vedremo come intervento numero 9 che permetterà di combinare, di esplodere, diciamo di far esplodere il mercato sia in termini di logistica intermodale sia in termini portuali di traffico marittimo. Oltre il 2026 abbiamo immaginato un progetto ancora più complesso che ridisegna l'accessibilità sia ferroviaria sia stradale nella zona di localizzazione della nuova piattaforma intermodale. È un progetto da più di 1 miliardo di euro e che potrà estendere diciamo, le relazioni attualmente presenti da parte del porto con le aree dell'Interland, estendere ulteriormente per incremento della capacità e per ovviamente effetti benefici sui tempi di servizio che potremmo garantire. Si immagina, il progetto immagina è stato anche presentato e sarà in realtà ripresentato per ulteriori finanziamenti con una componente stradale che è una bretella fino al porto e alla Romea commerciale sviluppato da CAV, la nuova stazione ferroviaria che permette di bypassare il nodo di Mestre e quindi di essere più rapidi nell'entrata e l'uscita dei treni e la nuova infrastruttura stradale che elimini l'interferenza strada-ferro, quindi con una nuova bretella, sempre per migliorare dal punto di vista della sicurezza. E poi c'è una nuova ipotesi viabilistica di tunnel del petrolchimico all'isola commerciale, questo diciamo in un periodo che abbiamo definito
In termini di accessibilità marittima, gli elementi sostanziali sono sostanzialmente sono interventi che riguardano, come accennato, aspetti di marginamenti, aspetti di ricalibratura dei canali, Malamocco, Marghera, Vittorio Emanuele, l'Isola dei Petroli e il Molo Sali, accanto ai quali sono affiancati degli interventi su nuovi terminal e quindi interventi collegati al nuovo terminal crociere su sponda nord, a riqualificazione di banchine, in particolare quella esistente Vetrococ, ulteriori elementi che migliorano l'offerta dei terminal grazie ai progetti di elettrificazione delle banchine, il cosiddetto cold ironing, sia a Venezia sia a Marghera. Complessivamente, ed inoltre anche dei progetti che permettono di seguire la strategia green che il porto si è data come in realtà da indirizzi di tipo nazionale ed europeo. Queste progettualità di accessibilità marittima e nuovi terminal sono finanziati in particolare con il fondo complementare del PNRR per 170 milioni, i Green Ports, che sono interventi sia della DSP sia di privati per 26,5 milioni di euro. Poi progetti finanziati dal decreto Venezia di 157 milioni di euro. A tutto ciò si affiancano alcuni interventi che sono in corso di realizzazione da parte del commissario crociere che riguardano ovviamente l'approntamento di terminal di ormeggi temporanei all'interno di terminal esistenti a Porto Marghera e a Chioggia, quindi vediamo qui quello della Banchina Liguria, Lombardia e presso l'isola dei Saloni. Che sono diventati operativi nell'aprile 2022, maggio 2022 e giugno 2022, poi saranno oggetto di ulteriori interventi di miglioramento con un valore complessivo di lavori e comunque di interventi complessivamente 7 milioni di euro e poi l'apprestamento di attrezzamento temporaneo della banchina sul canale industriale nord 10 milioni di euro, quel che viene detto come primo, viene nominato come primo accosto in canale nord, che invece è in corso di fattibilità. I lavori e diciamo saranno svolti nel 2023. Poi c'è un'ulteriore progettualità del terminal crociera a Canale Nord con un importo di 62 milioni di euro sempre gestito dal commissario, nonché ovviamente interventi di manutenzione dei canali esistenti per 63 milioni e ulteriori interventi accessori all'accessibilità nautica di ulteriori 16 milioni di euro. Quindi un insieme di progettualità e di investimenti sul porto molto rilevante. Abbiamo un altro filone però di sviluppo, un altro stream di sviluppo che è quello della digitalizzazione. Abbiamo riportato qui veramente una macrosintesi. Una digitalizzazione che si spinge sull'ambito marittimo cercando di integrare il sistema della port community che viene gestito dall'autorità, ovvero il Logis, con altri sistemi gestionali, sia il MOSE sia quelli della Capitaneria. L'obiettivo è avere un support decision system, quindi un sistema che permetta in modo integrato di gestire le risorse attualmente disponibili nel porto per schedulare l'arrivo e la partenza delle navi integrandosi con quello che è il compito istituzionale delle capitanerie e facilitare l'allocazione alle banchine, facilitare l'allocazione dei servizi tecnico-nautici e ovviamente le scelte anche commerciali che possono derivare dall'ingresso prima o dopo di alcuni tipi di navigli. Che è un progetto avviato, è un progetto in corso, ci sono tavoli di lavoro con la Capitaneria. Poi abbiamo un tema collegato alla digitalizzazione del ferroviario che per noi viene gestito dalla ERF, dalla nostra società controllata, che gestisce la manovra ferroviaria e che ha sviluppato un sistema che sarà ulteriormente integrato per aumentare l'interoperabilità con i sistemi di ferrovie dello Stato, con le imprese ferroviarie, in particolare l'interfaccia con il PIC di Rete Ferroviaria Italiana e con l'RNE, Rail Network Europe, per essere sempre più interconnessi digitalmente e poter garantire dei servizi molto più insomma all'avanguardia. La componente stradale
Abbiamo tra poco ci saranno anche delle ulteriori comunicazioni, saranno esternalizzate ulteriori comunicazioni agli stakeholder, attivato una serie di progetti di digitalizzazione con un protocollo con l'Agenzia delle Dogane e in particolare stiamo integrando i processi di gate in e gate out con la riduzione dei tempi di attesa e l'integrazione di dei processi operativi di due autorità in modo full digital, che ovviamente porteranno dei benefici alle autorità coinvolte, l'agenzia e ovviamente il porto, ma anche ai terminal portuali, agli spedizionieri e all'autotrasporto che potranno velocemente passare attraverso i varchi portuali. E poi un processo di digitalizzazione che vede una prospettiva interna dell'autorità, che è quello dello sportello unico amministrativo previsto per le autorità di sistema portuale dalla riforma, dall'ultima riforma portuale, ma che ovviamente potrà essere di beneficio alla community portuale perché digitalizzerà tutti i procedimenti con cui i soggetti concessionari, le imprese si interfacceranno con l'autorità stessa. Quindi alcuni procedimenti, quelli concessori, quelli autorizzativi, e man mano amplieremo sempre di più i servizi offerti, saranno offerti direttamente in digitale. Un ulteriore focus per noi già presente nel piano operativo l'anno scorso, ma che poi vede ovviamente approvato con il DPCM del 6 ottobre del 2022 la ZLS del Veneto, è quello collegato al nostro impegno sulla la realizzazione concreta, effettiva della zona logistica semplificata a Marghera, nella quale noi abbiamo 1849 ettari, sui quali possiamo far insediare nuove o estendere iniziative di imprese esistenti, purché ci sia un nesso funzionale, economico funzionale con l'area portuale, in modo tale che possano, diciamo, essere agevolate dal regime sottostante le zone logistiche semplificate, ovvero semplificazioni amministrative, credito d'imposta e ovviamente anche servizi, laddove la ZLS servizi offerti alle imprese stesse, laddove la ZLS riuscirà ovviamente a svilupparli. Ultimo tema è quello dell'hub energetico. Crediamo molto che i porti abbiano un ruolo rilevante nella strategia energetica, proprio ovviamente territoriale ma anche nazionale. Quindi abbiamo già da tempo iniziato a affrontare questo argomento e abbiamo completato uno studio già qualche mese fa per un sistema di approvvigionamento, di produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno che si è integrato in una potenziale hydrogen valley del sistema portuale veneto. Abbiamo siglato l'anno scorso un memorandum of understanding tra l'autorità portuale Hydrogen Park per creare l'hub di idrogeno verde nell'area portuale di Marghera e abbiamo sottomesso al MITE alcuni progetti nell'ambito dei fondi Green Ports che riguardano la implementazione di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno verde, le sperimentazioni di imbarcazioni di idrogeno dotate anche di celle combustibili che possono erogare diciamo 100 kW di potenza, che possono diciamo, sviluppare un servizio ovviamente di passeggeri e poi due locotrattori che possono anche alimentati ad idrogeno che possono servire per la movimentazione ferroviaria e diventare una sperimentazione. E poi ci sono ulteriori acquisti di mezzi di trasporto elettrici che possono essere messi a disposizione di terminalisti e concessionari che operano all'interno delle aree portuali. Queste sono, diciamo, le linee guida in estrema sintesi della nostra pianificazione che, come vi anticipavo, aggiorneremo dando evidenza di ciò che è stato effettivamente, diciamo, condotto in questi mesi a partire dall'anno scorso e identificheremo quelli che sono anche gli ulteriori accorgimenti che abbiamo intenzione di apportare per rendere vivo anche il nostro documento di piano. Io mi fermerei qui.